Guardate, Giovanni Paolo II ha traghettato, ha portato la Chiesa e l'umanità dal secondo al terzo millennio. Ricordate, quando è stato eletto il mondo era diviso in due, nel 1978. Poi ha lavorato tanto, no? La sua passione apostolica e anche un po' con il suo coraggio politico, no? È caduto il muro di Berlino nel 1989 e ha cercato di riappacificare il mondo dell'est e dell'ovest. Ha fatto respirare la Chiesa, come diceva lui, quei due polmoni, no? Dell'Occidente e dell'Oriente, e ha lavorato tanto per l'unità di tutte le Chiese e ha dato un esempio di coraggio indomito nell'amore al Signore, nella devozione alla Madonna e nella passione pastorale. E quindi merita veramente di essere proposto come modello di pastore, modello di cristiano integrale e modello di pastore che dà la vita per le sue pecore. Come direbbe Papa Francesco, Papa Giovanni Paolo II, caro Wojtyła, sentiva bene l'odore delle pecore, era vicino alla gente, ha fatto viaggi, ha avvicinato milioni e milioni di persone come nessun altro in tutto il mondo. Pensate ai viaggi internazionali, quanti viaggi ha fatto? Oltre 100 viaggi internazionali, ha incontrato milioni e milioni di persone. E uno dei doni più grandi fatti alla Chiesa nella sua storia. Quindi merita veramente di essere imitato e di essere invocato, perché accompagni la Chiesa in questo cammino, questo inizio ormai consolidato nel terzo millennio, e nella invocazione alla Madonna come grande intercessore, come sommo pontefice, specialmente in questo momento tragico in cui tutta l'umanità soffre, ci accompagni con la sua intercessione.